Esatto, c'è tanto fermento, purtroppo siamo partiti un po' tardi con i lavori, questo è una grossa pecca che magari abbiamo sempre noi in Italia, che partiamo sempre all'ultimo, poi alla fine riusciamo sempre a venire fuori la grande, però c'è stata molta discussione sulla pista da bob. La cosa bella è che tutti quanti ci stanno dando dentro al massimo per cercare di ottenere, di fare una gran bella Olimpiade, insomma, sia dai privati che anche tutto quello che è il pubblico, insomma. Pronta? Sì, diciamo di sì. Sappiamo che Cortina è un paese che di 5-6 mila abitanti, siamo un po' carenti di posti letto, però ci sono tutte le zone limitrofe che serviranno ad accogliere tutti i turisti e anche gli addetti ai lavori, e poi dopo bisogna sperare che le cose vengano organizzate al meglio, perché bisogna cercare di organizzare al meglio per poter fare una grande Olimpiade, perché se inizia a incepparsi qualche cosa, magari non porti a casa un buon risultato. Sì, zone limitrofe, diciamo, quando si parla di Olimpiadi, chiaro, sono Olimpiadi Milano-Cortina, però sono coinvolti la provincia, la regione e la nazione stessa, quindi tutti quanti devono mettersi d'impegno per cercare di far sì che questo evento così grande porti del bene a tutti quanti. E questo posto qua, io Castelbrando non lo conoscevo, però conosco le zone, le colline, qui è molto bello, anzi soprattutto adesso, in questo periodo qua, per me è il periodo più bello dell'anno, perché quando ci sono questi colori qua con una natura che ho anche dietro le spalle è qualcosa di indescrivibile.